ora in onda Potere al Popolo. Eccolo qua, Semivarin, buongiorno. Mi piace la mia maglietta Radio Libertà, è t-shirt griffata Radio Libertà, chi fosse interessato. Siamo qua nel fortino della Lega in via Bellerio 41 a Milano, aperti dalle 8 del mattino alle 8 di sera, tranquillamente, oltre a molti altri gadget, ragazzi, che roba buona da portarsi a casa. A proposito di gadget, a proposito di Lega, a proposito della trasmissione che il nostro Marco Grimoldi, che è proprio responsabile dei gadget di Radio Libertà, conduce ogni mercoledì alle 15:30, oggi andremo in Umbria. Giacomo Sottili, segretario della sezione Trasimeno della Lega, Francesco Cenciarini, segretario provinciale di Perugia. Oggi ore 15:30 ritorna la trasmissione di Marco Grimoldi, Lega e dintorni, naturalmente su Radio Libertà. A proposito di appuntamenti da non scordare targati Lega, avremo modo di snocciolarli nel corso di questa oretta. Avremo anche il Magna Magna, intorno a mezzogiorno, come ogni mercoledì, in replica la domenica alle 12:30, è tutto Magna Magna, parla invece di feste e sagre popolari sparse qua e là per l'Italia. Prima però un'occhiata alle ultime notizie. Tutti i siti internet si sono aperti con l'omicidio di Pierina Paganelli perché Luis da Silva è stato assolto, è stato scarcerato nella notte, ora è libero. È la rinascita della giustizia. Subito sotto sul Corriere però c'è Beatrice Venezi che impugna il recesso del contratto alla Fenice, provvedimento discriminatorio e illegittimo. La direttrice d'orchestra dagli avvocati ha preso della fine del rapporto dalla stampa. L'ondata di attacchi USA in Iran, Trump dice ecco la risposta all'abbattimento del nostro Apache, da Teheran missili e droni su obiettivi americani nel Golfo. Queste le principali notizie dal sito del Corriere della Sera. Tra pochissimo, intorno alle 11:30, arriva una scuola di danza. Ci vengono a trovare le amiche della Dance Lab di Paderno Dugnano, alle porte di Milano, per raccontarci che cos'è una scuola di danza, cosa si danza, perché si danza e perché fa bene anche il ballo, che abbiate 20 anni, che ne abbiate 90. Cercheremo di avvicinarvi a questo mondo che non è poi così lontano e neanche poi così faticoso. Subito però, certamente, il Qui Parlamento, parliamo di peste suina africana con il senatore Bergesio. Qui Parlamento. Interrogazione della Lega, Bergesio. Signor Ministro, nel territorio della provincia di Cuneo è stato recentemente accertato il primo caso di cinghiale positivo alla peste suina africana, come confermato dal Centro di Referenza Nazionale per lo Studio delle Malattie da Pestivirus. La peste suina africana, pur non essendo, lo ribadiamo sempre, trasmissibile all'uomo, rappresenta una delle più gravi minacce sanitarie ed economiche per il comparto suinicolo nazionale, con pesanti ripercussioni sugli allevamenti, sulla trasformazione alimentare, sull'export e sull'occupazione. Il patrimonio suinicolo nazionale conta circa 8 milioni di capi allevati, quasi 26.000 allevamenti, concentrati prevalentemente nelle regioni del nord, dove si sviluppano le principali produzioni DOP, IGP della filiera agroalimentare italiana. La filiera delle carni e dei salumi suini costituisce uno dei settori più rilevanti dell'agroalimentare nazionale, generando un valore economico, come lei ben sa, che rappresenta un asset strategico per l'economia e l'export del paese. Il settore suinicolo ha un fatturato di circa 3 miliardi di euro per la fase agricola di allevamenti, 8 miliardi di euro per quella industriale, incidendo per quasi il 6% sul totale agricolo e agroindustriale nazionale. Il Piemonte, soprattutto il territorio della provincia di Cuneo, rivestono un ruolo particolarmente importante sia per la presenza di allevamenti, sia per il collegamento con aree ad alta densità suinicola,
rendendo indispensabile un'efficace azione di monitoraggio e di contenimenti e anche per la presenza di aziende importanti nel campo della trasformazione. È necessario dunque garantire la continuità dell'attività di coordinamento nazionale, rafforzando gli strumenti normativi, organizzativi e finanziari destinati alla prevenzione e alla gestione dell'emergenza. Allora, signor Ministro, noi le chiediamo se non ritenga necessario intervenire ancora una volta per rafforzare il coordinamento operativo con tutti i soggetti coinvolti al fine di assicurare degli interventi rapidi, omogenei su questa emergenza, tutelando anche attraverso strumenti compensativi gli allevatori e le imprese della filiera suinicola. E se poi, soprattutto sul tema della biosicurezza degli allevamenti, sul monitoraggio, sul controllo della popolazione dei cinghiali attraverso l'implementazione dell'abbattimento selettivo. Che cosa avete intenzione di fare? Grazie signor Ministro, grazie Presidente. Grazie. Il Ministro della Salute, il Professor Schillaci, risponde all'interrogazione illustrata. Prego. Grazie Presidente, ringrazio i senatori interroganti. Il caso di Cuneo non ci ha colto di sorpresa. Il sistema di sorveglianza nazionale ha rilevato la positività del cinghiale alla peste suina africana, ha attivato immediatamente le procedure previste. Seguiamo con la massima attenzione l'evoluzione epidemiologica in quella provincia. Sappiamo essere un territorio di straordinaria importanza per il nostro patrimonio suinicolo. Ma prima di parlare di Cuneo vorrei che i cittadini, gli operatori della filiera conoscano un dato. Nel 2024 i focolai degli allevamenti di suini domestici erano 31, nel 2025 1, nel 2026 1. Questo non è un risultato ordinario, è frutto di anni di lavoro coordinato, capillare, spesso silenzioso, che oggi ci permette di affrontare il caso di Cuneo con strumenti collaudati e con una catena di comando che funziona. Cosa stiamo facendo? Il Ministero opera in stretto contatto con il commissario straordinario della PSA, la Regione Piemonte e le autorità territoriali competenti. Su Cuneo stiamo definendo una strategia dedicata che tiene conto delle specificità epidemiologiche, ambientali e produttive del territorio. Sul fronte operativo il commissario straordinario ha attivato la collaborazione con l'ENCI per l'impiego di cani molecolari nella ricerca delle carcasse. È uno strumento prezioso per individuare in anticipo la circolazione del virus nella fauna selvatica. Sono stati chiusi i varchi critici lungo l'autostrada Asti-Cuneo, uno dei principali corridoi di attraversamento dei cinghiali. Proseguono poi le attività di depopolamento del cinghiale selvatico con €1 milione già stanziato alle regioni per rafforzare questi interventi e la sorveglianza negli allevamenti è stata ulteriormente intensificata. Vorrei essere chiaro su un punto politico fondamentale: la peste suina africana non è, come diceva lei, solo una questione veterinaria, è una questione di sovranità alimentare e di economia nazionale. Stiamo parlando di 8 milioni di capi allevati, quasi 23.000 allevamenti, un fatturato di 3 miliardi nella fase agricola e 8 miliardi in quella industriale. Stiamo parlando di prosciutti, salami, produzioni DOP e IGP che sono il simbolo del Made in Italy nel mondo. Un cedimento in questo fronte non sarebbe solo un danno sanitario, sarebbe una ferita all'identità produttiva della nazione. Per questo non ci limitiamo a gestire l'emergenza, la preveniamo. Quando l'emergenza colpisce comunque, come a Cuneo, rispondiamo con tempestività, con risorse, con un sistema che negli ultimi anni abbiamo rafforzato. Sul fronte economico il Ministero dell'Agricoltura ha già stanziato nel corso del 2025 25 milioni di euro in favore delle imprese suinicole che hanno subito danni indiretti. E abbiamo chiesto alla Commissione europea l'attivazione delle misure eccezionali di sostegno al mercato previste per le emergenze da malattie animali. Gli allevatori quindi non sono soli, i numeri ci dicono che la strada imboccata è quella giusta, da 31 focolai a 1, non per fortuna ma per metodo. Continueremo su questa strada con la stessa determinazione anche nel caso di Cuneo. Grazie. Grazie Ministro, interviene in replica. Il Ministro Schillaci ricorda tutti gli interventi fatti soprattutto in Piemonte per evitare il diffondersi della peste suina. Ho avuto modo più volte di apprezzare il suo lavoro non solo su questo fronte, però questo in particolare voglio anche ringraziare con questo messaggio il commissario straordinario Filippini, che naturalmente sta svolgendo un grande lavoro col Ministero della Salute, coordinato con le regioni, col territorio. Ecco, di quegli 8 milioni di capi, 1.250.000 sono in Piemonte, 940.000 in provincia di Cuneo. Ed è per questo che io credo che oggi la risposta che lei ha dato riesca anche ad aprire un varco importante, perché lei sa che noi i 2/3 della suinicoltura italiana riescono a soddisfare il fabbisogno, ma non coprono totalmente il fabbisogno di carne suina. Perciò dobbiamo proteggere i nostri allevatori, che noi definiamo anche custodi dell'ambiente e del territorio. Noi lo facciamo anche attraverso la modifica alla 157 del 92 per rendere
più facile anche l'abbattimento selettivo degli ungulati, l'uso dei cani molecolari è sicuramente una forma importante, le ordinanze di ripristino dell'abbattimento sono sicuramente un altro strumento forte, insieme alle risorse per non lasciare soli gli allevatori, ma soprattutto una filiera straordinaria come quella italiana, che questo governo e questo Parlamento ha più volte sostenuto sia attraverso le leggi di bilancio, ma anche le misure idonee, come attualmente è in fase di discussione il Coltiva Italia alla Camera dei Deputati, e credo che sarà un altro strumento di sostegno agli allevamenti e soprattutto agli allevatori come presidio straordinario, non dimentichiamocelo mai, delle aree interne del nostro paese. Se non ci fossero loro, sarebbero deserte. Grazie signor Ministro, grazie Presidente. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Buongiorno amici di Radio Libertà, buongiorno Sammy, sono Malcolm Raffaello Creatore e oggi voglio presentarvi Salvami Remix. Salvami, che è un brano che ho prodotto ed è uscito circa un anno fa su tutti i digital store e come questo remix che è stato curato e realizzato da Angel DJ, un DJ che opera soprattutto nelle Canarie, un amico di tante serate in passato. E niente, buon ascolto, è un brano a cui tengo tanto, il testo non è stato assolutamente ritoccato, anzi, ma chiaramente con questa nuova veste diventa un brano molto fresco, molto estivo e molto ballabile. Ciao amici e grazie. Quante cose cambiano e rotolando inseguono un orizzonte statico fra Tokyo e Cesenatico, e le ambizioni passano e tutto perde fascino tranne te. E tutta questa fretta di arrivare chissà dove, e tutta quest'idea di perfezione ha reso tutto uguale, e tutta questa vita che si perde a fare a pugni con l'età. Salvami dal mondo, dai discorsi della gente, da chi non è mai profondo, ma anche da chi ride sempre. Salvami dagli youtuber, dalle voci delle radio, dalle vite senza lacrime e da tutto quel che non somiglia a te. Cose cambiano e tutto dura un attimo tranne te. E tutta questa fretta di arrivare chissà come, e tutta quest'idea di perfezione quasi universale, e tutta questa vita che si perde a sguardi bassi giù in città. Salvami dal mondo, dai problemi della gente,
da chi vuole sempre tutto e da chi non ti dà niente. Salvami dalle rotture, da chi chiama se gli servo, dalle code al mare nel weekend e da tutto quel che non somiglia a te. Salvami dal mondo, dalle ansie della gente, da chi soffre non da tempo e si eclissa lentamente. Salvami dalle paure, da chi non è mai d'orario, da chi fa l'amico e poi non c'è, e da tutto quel che non somiglia a te. Roba buona, roba estiva, roba un cocktail per questa prossima estate da cercare, perché questa è anche roba genuina che non si trova facilmente in programmazione sulle grosse e grasse radio che ti riempiono di schifezze. Salvami nella versione Angel Remix con Malcolm, Raffaello Creatore, che ci è venuto a salutare qualche settimana fa nelle nostre frequenze. Il bello è rimanere in contatto con questi artisti che poi ti fanno avere il prodotto appena uscito, ancora caldo. Salvami, Malcolm, Raffaello Creatore alle 11:23. È tempo di Segui la Lega. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier. Gli appuntamenti da non scordare targati Lega, e vi ricordo che tra una mezz'oretta avremo anche le feste, le sagre, gli appuntamenti qua e là per l'Italia con la tradizione, per passare un sabato, una domenica o addirittura un weekend un po' diverso, approfittando di una festa, di una sagra popolare. Intanto si visita tutto il territorio. Intanto certamente le vostre feste, le vostre sagre targate Lega, per voi che fate parte della Lega o semplicemente siete simpatizzanti, avete visto dei cartelli in giro e dite "Uè, ma io questo lo voglio pubblicizzare". Come fare per pubblicizzare la festa della Lega, l'evento targato Lega? Basta fare un WhatsApp al 340 67 09 659. Qui mi riferisco ai dirigenti della Lega, ai segretari di sezione, ai militanti, ma anche, ripeto, ai semplici cittadini che vogliono pubblicizzare un evento nella propria zona. Fate la foto al manifesto e inviatelo al 340 67 09 659. Il bello di avere una radio è che la utilizziamo per ricordare, ad esempio, una pericena di questo venerdì. Cavolo ragazzi, esserci non sarebbe male alla periceno organizzato dalla sezione della Lega di Provaglio d'Iseo, una pericena con la segreteria provinciale della Lega di Brescia, ma soprattutto con un panorama. A guardare il volantino ti viene voglia di mollare tutto. Questo venerdì 12 giugno, ore 20, presso l'hotel Villa San Giuseppe di via Nobile Fenaroli 1 a Provaglio d'Iseo in provincia di Brescia. Antipasti, risotto, buffet di dolci, acqua, vino, 25 euro, ma soprattutto l'occasione per sbirciare un panorama stupendo e parlare di territorio con gli esponenti politici della Lega. E vai! Seconda edizione della pericena sul Lago d'Iseo questo venerdì 12 giugno alle ore 20. Chiaramente tutti questi appuntamenti li trovate facilmente su internet. Basta cercare ad esempio Lega Salvini Premier. E scoprirete, ad esempio, a proposito di feste, bisogna mettere in calendario
quella di Caronno Varesino, in provincia di Varese, presso l'area feste Parco Giochi in via Macchia, Caronno Varesino, venerdì, non questo, il prossimo, il 19 giugno. La cena provinciale della Lega di Varese sarà alle ore 20 con servizio al tavolo, la prenotazione per antipasti misti, gnocchi al ragù, arrosto con patate, dolce, acqua, vino, caffè, DJ set e naturalmente gli esponenti locali della Lega. Festa della Lega a Caronno Varesino, Varese, naturalmente nell'insolito posto, l'area feste, il parco giochi di via Macchi. Appuntamenti da non scordare targati Lega, vi ricordo ogni lunedì la serata Punto Lega, una doppia serata a Milano in via Esterle 29 angolo via Padova e in via Vespri Siciliani al 12 ogni lunedì sera. Ma a proposito di Milano, si comincerà a parlarne anche sui giornali, è in arrivo la gazebata della Lega per le primarie che riguarderanno il sindaco di Milano. Visto che il resto del centrodestra dorme, oggi sul Corriere c'è il capo del Senato che dice adesso decidiamo, forse perché la Lega ha deciso di fare le primarie, forse sì. 20 e 21 di giugno in tutta Milano e non soltanto si può scegliere il prossimo sindaco di Milano. Come fare? Ragazzi miei, basta soltanto cercare il gazebo della Lega e ne parleremo nelle prossime ore, nei prossimi giorni, proprio qui su Radio Libertà. Se ci ascoltate avete una marcia in più, ma lo sapete, con Sammy Varin questa marcia la potete utilizzare al massimo, è come un turbo, e quindi vi farò proprio votare al 340 6709 659. Voi che potete trovare un gazebo della Lega a Milano, Interland, lo dovete fare, ma chi non ci segue magari da Milano e vuole esprimere la sua, l'anno prossimo potrebbe essere la volta buona che il centrodestra vinca a Milano, inviando un WhatsApp al 340 6709 659 potrete votare da remoto. Io farò avere tutti i voti poi alla segreteria della Lega. TKP 12, 13, 14 giugno. Altra festa della Lega potentissima, quella storica a Spirano in provincia di Bergamo, 12, 13, 14 giugno al Pala Spirà di Spirano, ospiti politici, musica, ottima cucina bergamasca, domenica 14 anche a pranzo su prenotazione. E attenzione agli ospitoni, i primissimi che mi sono stati segnalati, domenica 14 giugno, ore 19:30, arriva Massimiliano Romeo, il capo della Lega al Senato, ma anche capo della Lega in Lombardia. Questa domenica 14 giugno al Pala Spirà di Spirano, Bergamo, ore 19:30. Massimiliano Romeo. Se lui c'è alle 19:30, chi arriva alle 20:30? Matteo Salvini, segretario federale. Domenica 14 giugno, Pala Spirà, Spirano, Bergamo, ore 20:30, arriva Matteo Salvini. Non è finita, signore e signori. Se ci seguite dal Piemonte non potete toppare alla festa della Lega di Fubine Monferrato in provincia di Alessandria. Venerdì 12, sabato 13, domenica 14 giugno si balla il liscio ogni sera, ma soprattutto si mangia dalle 19:30 venerdì 12, sabato 13, domenica 14 giugno alla festa della Lega di Fubine Monferrato, Alessandria, prosciutto e melone, bruschetta, insalata di mare, agnolotti alla piemontese, lasagne al forno, fritto misto alla piemontese, rosbif, pesce spada alla griglia, seppie alla griglia, patatine, insalata mista, piatto vegetariano, macedonia, bühne, panna cotta e gelato e persino il menù bimbi con pasta al pomodoro, cotoletta con patatine e mezza acqua. Bella idea per
uscire e per fare un girettino alla 24esima festa della Lega a Fubine Monferrato venerdì, sabato e domenica. Naturalmente c'è il capo della Lega in Piemonte, onorevole Riccardo Molinari, il segretario provinciale Lino Pettazzi e tutti i politici locali. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Anche tu da qualche tempo hai quei fastidiosi dolori alle spalle, alle ginocchia, ai gomiti, alle anche e il tuo medico le ha classificate come artrosi? Aiutati attraverso ACEUC2. ACEUC2 è il nostro integratore alimentare a base di collagene nativo non denaturato di tipo 2, quello che aiuta le cartilagini a rigonfiarsi di collagene in modo che le articolazioni non si tocchino e non si sfreghino più. È un prodotto completamente naturale, stamattina in offerta speciale per voi. Chiamate subito 030 68 40 408. Vuoi provare il trattamento di 30 giorni? 35 euro. Vuoi provare il trattamento di 60 giorni? 60 euro. Vuoi provare il trattamento di 90 giorni? 79 euro. Ma se acquisti il trattamento di 4 mesi, 120 giorni di trattamento, un prezzo straordinario speciale per voi se chiamate subito lo 030 68 40 408, dite ho ascoltato Radio Libertà, avete prezzo straordinario, trasporto gratuito e anche uno splendido omaggio. Solo ed esclusivamente adesso se chiamate subito lo 030 68 40 408. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Baby, non lo so se tu lo sai come fai a fare finta di niente, pure in mezzo alla gente, yeah. Baby, non lo so se tu lo sai come fai a fare finta di niente, pure in mezzo alla gente, yeah. Squilla la testa ma non le rispondo, sono impegnata a fare resoconto di quante volte toccavo il fondo e tutto a posto, se cadi ti salva solo il sale grosso. E vivo il mio passato senza gravità, al dolore ho scelto la mia dignità, ciò che non ferisce ti salverà. E io ti chiedo un'ora sola, fredda come Coca-Cola zero, non ho mistero, mi sento sola, vuota, chi mi salva ancora a me? Baby, non lo so se tu lo sai come fai a fare finta di niente, pure in mezzo alla gente, yeah. Baby, non lo so se tu lo sai come fai a fare finta di niente, pure in mezzo alla gente, yeah. Io ti voglio bene dopo cena, ma non era più una frase vera. Ti passo davanti e metti il freno, a parole amici, nei fatti veleno. Dicevi sei diversa, tu mi capisci, ora non sono come gli altri, ti stupisci. Io ti tenevo su quando toccavi il fondo, tu mi tenevi lì ma fuori dal tuo mondo. E mi sento sola, vuota, fredda tipo sotto zero, non ho mistero, mi sento vuota, sola, la soluzione non sei te. Baby, non lo so se tu lo sai come fai a fare finta di niente, pure in mezzo alla gente, yeah. Baby, non lo so se tu lo sai come fai a fare finta di niente, pure in mezzo alla gente, yeah. C'hai freddo?
C'hai freddo, Simone? Perché questo è Sotto Zero, signori, la nuova canzone di Sabina con la Y, non sbagliate. Lei arriva da Gravina di Puglia, Sabina Chiaromonte, e spiega bene il passaggio diretto, universale di questo pezzo che spiega che chi ti vuole bene resta. E se si litiga, se lui se ne va, vuol dire che alla fine non ti voleva bene. E di la verità che è così. Brava Sabina con la Y, Sotto Zero. E noi invece non siamo sotto zero, ma siamo più caldi che mai, anche perché negli studi di Radio Libertà, dal bunker di via Bellerio 41, c'è venuta a trovare una scuola di danza e cerchiamo di capire cosa vuol dire ballare oggi e quale linguaggio è la danza e se siamo fuori posto, fuori moda, fuori tempo o se è una cosa che si può ancora accordare con i tempi di oggi, magari portando lontano dai Maranza i nostri figli e i nostri nipoti. Tan ta ta ta, musichetta gialla. Signori, abbiamo con noi la direttrice artistica e insegnante principale, dove mi dici se sto azzeccando tutto, della scuola di danza Dance Lab ASD di Paderno Dugnano in provincia di Milano, Francesca Pellegrini. Buongiorno a tutti. Dimmi cosa ho sbagliato. No, penso che hai detto tutto giusto. Che culo, è incredibile. Con noi, anche lui si occupa di danza, si vede, c'ha un fisico stupendo. Io, se fossi come te, sarei il direttore di questa radio. Ricky, buongiorno! Buongiorno a te, buongiorno a tutti voi in ascolto. No, tu non balli, ho capito. Cosa fai all'interno di questa scuola di danza? All'interno di questa scuola di danza mi occupo di quello che è la divisione recitato, quindi copione, canovaccio del copione, scrittura dei testi, coordinamento degli attori, quindi mi occupo proprio della parte recitata. Quindi questo è il mio... Ma tu scrivi o poi devi anche spiegare, insegnare a questi persone, a questi attori che poi sono dei veri e propri attori sul palco cosa fare, cioè anche il rapporto con questi allievi, con questi artisti? Infatti uno dei miei compiti, Francesca lo delega appunto a me, è quello di coinvolgerli, è quello di far tirare fuori se stessi, spesso l'imbarazzo, spesso la vergogna, e questo sta a me, tirare fuori quello che c'è dentro di loro, ed è anche un punto di crescita, perché poi alla fine è un punto di crescita individuale, quello di saper esprimere il proprio corpo e quello che sia dentro. E quindi il mio compito è proprio quello di insegnargli anche le movenze fisiche, come muoversi, come esprimerle, quindi vincere la timidezza con le proprie espressioni dialettali e di corpo. E quello tocca a me. Stupendo. Dialettali che non vuol dire parlare in milanese, ma vuol dire proprio la dialettica. Guarda che non è male sta cosa, parliamo sempre con voi ascoltatori di artisti indipendenti, lo sapete, io nella mia trasmissione, se siete famosi non vi voglio, ma chi canta, chi balla, chi scrive, chi fa regia, si sta dilettando a fare dei films, anche quei corti che si vedono su YouTube, e questa è casa vostra, ragazzi. Chiunque abbia ancora voglia di comunicare e soprattutto abbia ancora il coraggio di parlare, di comunicare, nonostante tutto ciò che ci sta intorno e uno status quo che ci impone determinati maestri, saranno quelli giusti questi maestri? Intanto sentiamo da Francesca Pellegrini cosa porta avanti la tua scuola, lo ripetiamo, Dance Lab di Paderno Dugnano, Milano, un punto di riferimento ormai da anni per chi desidera approcciarsi alla danza sia a livello amatoriale che formativo, professionale. Cosa significa oggi la danza? Perché c'è Simone in regia che effettivamente, mentre sta trasmettendo delle bellissime immagini e delle coreografie che portate in giro per l'Italia, anche Simone secondo me ha questa verve dice sto cavolo, sto bene seduto qua a tirare su e giù i cursori, anche se si fa una certa fatica, ti capisco. Francesca, cosa vuol dire la danza oggi? Allora, sicuramente bisogna dire che la danza è un'arte.
è da lì che si parte. E la danza c'è sempre stata, quindi fin dall'inizio della storia si accompagna alle varie epoche e tutto, quindi è un modo comunque per esprimersi, che ti fa star bene, ti fa conoscere persone con cui instauri delle amicizie, dei rapporti, con cui vivi delle emozioni. È un modo, come diceva Ricky, per uscire anche da quello che hai dentro, portar fuori, farlo vedere agli altri. Quindi sicuramente è qualcosa che è importante, che fa star bene, come ho già detto, e che bisogna provarlo per capire realmente che cos'è, perché non è solo imparare i passi, si va anche al di là, soprattutto quando poi si porta in scena uno spettacolo dove ci sono dei punti che vengono scelti appositamente per rappresentare quel determinato momento, sentimento o quello che sta succedendo. Quindi è qualcosa di completo, che va al di là, ripeto, di imparare i passi di danza poi di per sé. E com'è cambiata la scuola di danza rispetto al passato, magari agli anni '60, agli anni '70? E come si attirano i giovani oggi, o se sono loro stessi che magari sentono, qualcuno ne sono certo, sente proprio un'esigenza di muoversi, di trasmettere, un qualche cosa con il proprio corpo, che tu sia una gran figa, che tu sia invece un po' più bruttino, anzi forse proprio per quello, se non sei un fotomodello, e cercare ugualmente di trasmettere un qualcosa attraverso le movenze, attraverso la dialettica, attraverso la musica che ti fa da contorno. E come si è evoluta la danza quest'oggi e anche, quali discipline, quali, tipi di corsi offrite voi per differenziare, immagino anche, rispetto all'età, perché immagino che ci siano, degli, tra virgolette, "artisti" giovanissimi che si presentano da voi e magari qualcuno meno giovane, e magari molti di questi ci stanno ascoltando, che dicono: "Vabbè, io non sono più una giovinotta, però mi piacerebbe fare danza". Le porte sono sempre aperte o c'è un limite, in basso o in alto, Allora, come Francesca? dico sempre, la danza è per tutti e va da 1 anno ai 1000 anni, nel senso Dai. che non c'è un'età, tutti possono fare danza, nel nostro caso abbiamo corsi che partono dai bimbi che hanno 2 anni e ho degli allieve che hanno 50, 60 anni, anzi si sono sposate, hanno avuto figli e poi sono ritornati comunque a fare danza perché sentivano proprio questa esigenza. Che bello. Cioè ne ho proprio la prova, ed è così insomma, perché è qualcosa che poi dopo non riesci a far andare. Quindi una volta che magari sistemi la famiglia, allora torni in campo tranquillamente, anche perché ognuno è giusto che abbia i suoi spazi e quindi insomma è Capito? giusto. Guarda che questa è una lezione importante. Ha detto giustamente la Francesca, una volta che sistemi la famiglia, quindi quando i bambini non hanno più bisogno del latte ogni 2 ore, eccetera, e poi c'è il marito, a cosa serviamo noi? Scusami. A parte che ho degli allievi, scusa se ti interrompo, che Si ha portano sistemato la famiglia ma ce l'hanno dentro nella scuola, quindi magari la bimba di 2 anni ha già iniziato a fare Brava. danzi, la ragazzina fa l'altro corso, il marito magari è venuto a fare il recitato, quindi insomma abbiamo un po' di esempi veri di questo Stupenda, tipo. stupenda sta cosa. A proposito, voglio sapere, da Ricky che cos'è il recitato. Quindi cosa significa, quale potere ha, di trasmissione il recitato, in cosa consiste, e facci anche magari, qualche esempio, perché poi io vi ho conosciuto, all'interno di alcuni spettacoli musicali anni '60, '70, '80, e lo possiamo citare il nostro amico che ci porta la bella musica di quei tempi in giro per l'Italia. Ma ne avete in programma un fracco. Allora questo qua c'ho domenica 14 giugno, ore 20:30, Teatro Excelsior di Cesano Maderno, a Due Pas da Muncha e anche da Milano, comunque veramente vicino. Imprevisti cosmici, e vedo primo tempo, secondo tempo, con un fracco di entrate.
e anche di questo tra poco Francesca ce ne parli. Ma prima Ricky, cosa significa comunicare anche con la parola, oltre che con la danza, le movenze? Che cosa insegnate e anche a chi è rivolto questa tipologia di espressione? Questo tipo di tipologia di espressione è rivolta a tutti. Diciamo che il recitato dà la possibilità di trasmettere dei messaggi con delle metafore di carattere diverso, e questo è una grande opportunità. Noi con Francesca e con tutti il team e con tutta la scuola cerchiamo ogni anno, partiamo essenzialmente prima da un messaggio. Cosa vogliamo trasmettere quest'anno? La diversità, vogliamo trasmettere l'inclusione, vogliamo trasmettere che cosa, quale strada? Da lì parte poi il canovaccio di tutta la storia, e tu col recitato riesci a trasmettere il messaggio che vuoi trasmettere. Poi sta alle attitudini personali, avere quel talento, quella pausa, quei tempi recitativi che ti consentono di calcare più o meno il messaggio, ma il recitato ti dà questa grande possibilità, in fusione poi con tutta la parte di danza. Però, insomma, adesso non voglio fare neanche troppo seria, se mi permetti, ci sono anche dei momenti che sono leggeri, abbiamo anche affrontato degli spettacoli un po' più leggeri, divertenti, perché comunque c'è anche bisogno anche un po' di svago mentale. Oggi ognuno di noi ha le sue fatiche quotidiane, tanti problemi, eccetera, quindi c'è anche bisogno di un attimo di leggerezza, di freschezza, e la cosa bella del recitato è cercare proprio di dare un po' di svago anche allo spettatore, fargli passare un paio di ore o un paio di ore e mezza anche un po' leggeri, un po' fuori da quello che è la vita quotidiana. Non va calcato sempre, insomma, in maniera esagerata il profilo, diciamo, serio, ci vuole anche un po' questo. Ma come lo dici a me che in rassegna stampa ogni mattina, ragazzi miei, ci cadono tutte le cose che ci possono cadere in questa immensa valle di lacrime tra una guerra e l'altra, eccetera. Per fortuna poi abbiamo questo secondo tempo di controinformazione in cui cerchiamo anche di dare buone notizie, di dire nonostante tutto la vita prosegue e la potete proseguire anche nel mondo migliore, perché no? È in un mondo migliore che è quello della danza. Che abbiate 2 anni, che ne abbiate 60, c'è un corso per voi, e qui nei corsi dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Dance Lab ce ne sono per tutti i tipi. E allora io gli chiedo a Francesca, intanto gli elenchiamo sicuramente, ma anche i giovani quest'oggi cosa prediligono, cosa preferiscono, come si avvicinano a questa scuola, chiedendo che cosa, quali esigenze hanno, perché anche la comunicazione dei giovani è un po' cambiata. Io molto spesso ospito la dance fever, e quindi la musica anni 70-80, il bello di ballare, la febbre del sabato sera, Grease, e mi piace che ci trovo ancora molti giovani che si avvicinano a questa tipologia musicale, quella lanciata dal grandissimo Lele Di Nero, che salutiamo, ma certamente magari giovanissimi la musica anni 70-80 non se la filano, oppure sì? Cosa cercano i giovani di quest'oggi? Che tipo di ritmo vogliono? Che tipo di ballo prediligono? Allora, parto dal presupposto dicendoti che io ho cercato di improntare la scuola su comunque un ambiente familiare. Quindi noi siamo una società sportiva amatoriale dove c'è uno spirito non così competitivo, perché ho voluto creare questo tipo di realtà. Poi, come ti ho detto, la danza per me è per tutti, e quindi ho provato a inserire tutti i corsi che possono appunto riguardare chi ha 2 anni, quindi corso di danzatricità che viene svolto ad esempio col genitore, quindi il bimbo piccolo con mamma o papà, o la nonna o la zia, a volte è capitato, fino a appunto chi ha un'età molto più avanzata dove comunque può far danza. Quindi io ho delle mamme
che non sono ballerine, ma che hanno voluto magari durante la settimana dedicarsi un'ora dove vengono lì e scaricano un po' di energie e di tensioni. Stupendo, signori. Dopodiché Al posto che picchiare il marito, care Esatto. donne, fate un po' di danza, che cavolo. Dopodiché diciamo che ci sono i classici stili che vanno da danza classica a danza moderna, che sono gli intramontabili, ma ovviamente andando avanti le generazioni cambiano e anche gli stili di danza, magari adesso è il momento che vanno tanto gli stili più il commercial, piuttosto che Hills, che è la disciplina che mi è fatta sui tacchi, oppure il reggaeton, che avvicina molto le ragazzine, quindi bisogna sempre cercare di stare un po' in linea con il momento, le generazioni e tutte le fasce di età, perché poi comunque è così, bisogna accontentare un po' tutti, ma gli stili sono quelli. Io ci vedo Simone a ballare il reggaeton, secondo E me. poi ovviamente abbiamo inserito negli ultimi anni anche latinoamericano, che adesso è tornato ancora di moda, sia tra i giovani, ma anche sempre sulle persone un po' più mature, diciamo. Però anche i giovani si sono molto avvicinati alla salsa e bachata, è ritornata anche nei locali, organizzano spesso le serate, quindi anche loro Cosa sono devo farci? intramontabili come Cosa devo discipline. farci? Cosa devo farci? Io proprio non ce la faccio a sculettare, ma pazienza, anni 70-80 prediligo gli spettacoli teatrali, e voi portate avanti anche spettacoli teatrali, saggi di alto livello. Vi dicevo, questo di domenica 14 giugno al Teatro Excelsior di Cesano Maderno. Di che cosa si tratta e chi portate sul palco e cosa gli farete fare? Chiaramente ci state seguendo anche da tutta la Brianza, quindi può essere un'idea anche per passare qualche ora menandoci via dai problemi quotidiani, la cronaca, la politica, l'economia, la benzina, il gasolio, santa polenta. Sentiamo da Riccardo e da Francesco cosa state portando avanti, quali spettacoli, chiaramente facendo anche un saluto al grandissimo Gianfranco Mulas, che ci porta indietro nel tempo con i suoi spettacoli anni 60, 70, 80, e c'è già una data, non mi ricordo quando, a Luino. A ottobre, 10 ottobre Che saremo lì. Io mi sono già prenotato perché viene mia moglie, mi pare anche la suocera, perché è una roba assolutamente da non perdere, con i grandi cantanti anni 60, 70, 80 che si vedono così poco in televisione, ma questi continuano a girare per fare spettacoli, e voi fate la coreografia, che secondo me è una cosa utilissima, a parte che sono bravissimi gli artisti che ci portate dietro, e molte volte sono guardati più loro del cantante, ma poi è la voglia di fare, la voglia di trasmettere emozioni e la sincronia a volte con il pezzo, con la canzone, cioè azzeccato anche i movimenti, la tipologia di ballo, eccetera, e la gente recepisce queste cose semplici, e si ritorna alla semplicità, non cose megagalattiche con 10, 20, 30 ballerini sul palco, no, cose piccole che poi magari te le ritrovi lì di fianco a te perché scendono giù in platea e senti cosa significa ballare, e magari ti viene voglia anche a te di alzarti. Basta, ho parlato troppo. Francesca, Riccardo, spiegatemi cosa bolle in pentola, cosa state portando avanti nei vostri spettacoli, che a volte sono dei saggi, ma a volte dei veri e propri spettacoli teatrali. Allora, sicuramente legato al fatto che appunto ho creato un ambiente familiare, ho deciso anche di impostare gli spettacoli in un modo diverso, cioè partendo da dei temi che ci sono nella vita quotidiana, che abbiamo affrontato tante volte, a volte con leggerezza, a volte un po' meno, perché ovviamente dipende un po' da quello che si vuole rappresentare, ma ho sempre pensato di non fare un classico saggio di danza. Quindi per questo è un lavoro ancora più intenso, perché appunto noi scriviamo, quest'anno particolarmente abbiamo scritto la storia di questo spettacolo partendo da degli spunti che appunto ho dato, e poi dopo Ricky e chi ci aiuta, insomma, abbiamo perché Francesca è un lavoro parte, di no? Lei squadra. Francesca parte, dice ok Io vorrei ragazzi, questo. allora quest'anno voglio questo, poi ti lascia il cero in mano e dopo te
sei lì che, capito, brancoli nell'universo, allora cominci a proporre idee, lo facciamo così, no però, lo facciamo così, no però, e quindi è lì che poi nasce si accende la questi situazione. imprevisti cosmici, ad esempio, cosa ci avete messo dentro? Ma allora, quest'anno l'input di Francesca è stato quello dell'affrontare le diversità, e quindi dovevamo cercare una metafora nello spettacolo per riuscire ad affrontarle. A un certo punto è venuto fuori lo spazio. Francesca ha pensato allo spazio perché ovviamente i pianeti diversi, alieni diversi, e quindi la diversità è stata affrontata con questa metafora. Lo spazio si è prestato e quindi abbiamo un viaggio che si percorre, adesso non vorrei spoilerare, ma abbiamo un certo viaggio che si percorre e venendo a contatto con vari alieni, insomma, l'equipaggio fa un suo percorso, ecco, e quindi questa è stata l'idea, la metafora che abbiamo trovato sul viaggio interstellare. Ci sarà da Francesca. ridere, ma ci saranno anche dei Sì, momenti direi proprio di di sì. riflessione che abbiamo Direi di appunto sì, inserito, perché sì, tutto deve essere collegato, quindi facciamo ridere sicuramente, ma Bisogna un po' poi bilanciare, perché sennò poi il pubblico, insomma, bisogna bilanciare. quindi qua negli spettacoli di Mulas siamo contorno, come hai detto tu, e giustamente ci sono dei protagonisti d'eccellenza. In questo caso invece i protagonisti siamo proprio noi. Bellissimo, e mi avete parlato di integrazione, un altro termine molto importante che noi cerchiamo di portare avanti a 360 gradi, signori, perché oggi sembra quasi che dobbiamo integrare solo determinate situazioni e altre non le vogliamo vedere sul palco. Vi faccio un esempio molto difficile anche per il vostro campo: la disabilità. È rarissimo che vediamo in televisione o su qualche palco importante un disabile. Io faccio artisti indipendenti che cantano, ad esempio, qualcuno, e ce ne sono tantissimi, che ha una voce splendida. Da quanto tempo è che non vediamo uno in carrozzina su un palco? Dai tempi di Pierangelo Bertoli. Secondo me questa è un'integrazione sbagliata, perché i disabili che sono poco presentabili non li vogliamo sul palco, mentre altre categorie con altri gusti sessuali, ad esempio, sono ovunque, non si può non averli, assolutamente. Questo è razzismo, secondo me. Ma nel vostro campo, mettendo i disabili chiaramente sempre presenti, ma che cosa significa integrazione? Quale rapporto si stabilisce anche? Mi vengono in mente i famosi Maranza dai quali dobbiamo scappare, ma forse anche lì dobbiamo cercare che non diventino Maranza anche i nostri figli, perché quelli insegnano poi ai nostri figli cosa significa vivere in città, che è bello avere il macetino da tasca, bello pronto, eccetera. Cosa significa integrazione attraverso il vostro ballo? Quale rapporto si stabilisce anche tra gli artisti? Li voglio chiamare così perché sono allievi, ma diventano veri e propri artisti che mettete sul palco. Sono forti, sono tra loro integrati, fanno squadra, soffrono, ridono, piangono insieme, perché poi secondo me c'è anche una coesione emotiva molto forte che magari non riesce a essere presente, a essere percepita dallo spettatore, ma dietro il palco secondo me è fortissima, no? Sì, mi permetto di agganciarmi a questa cosa. In effetti si crea durante la preparazione dello spettacolo, sia durante le prove, post prove, ma soprattutto dietro le quinte, una complicità molto forte, e questo aiuta il legame, aiuta l'integrazione, fa crollare le barriere, fa crollare, capito, i preconcetti. È una cosa incredibile lo spettacolo, come diceva Francesca, è proprio da provare. C'è una complicità che si crea dietro le quinte e questo poi rompe dei veli e serve anche dopo. Quindi dopo il diverso, che noi per esempio che noi proclamiamo in questo spettacolo, dopo non è più diverso. La prova diversa non dovrebbe neanche esistere. Dovrebbe essere una normalità di pensiero. E noi qua stiamo puntando su questo, in questo spettacolo. Okay? Capite cosa si può fare con il ballo? Può essere bianco, nero, gay, lesbica, cristiano, musulmano. Attraverso
la danza, attraverso le movenze, attraverso appunto questa coesione emotiva, si è tutti uguali, ed è una magia che in altri campi non esce così facilmente. No, effettivamente no. Francesca, c'hai l'ultimo minuto, di quello che vuoi, ma soprattutto appello figlio d'Apollo appunto a chi ci segue e dalla Brianza, dall'Interland di Milano, perché Paderno Dugnano sapete tutti dov'è, ed è veramente un punto di riferimento per chi vuole muoversi. Ma allora sicuramente vi aspetto domenica 14, quindi se non avete niente da fare e volete venire a conoscerci, e a scoprire cosa succedono in questi imprevisti cosmici, noi saremo lì a teatro. E poi comunque vi aspetto per la nuova stagione, quindi da settembre ci saranno tantissime novità che non posso spoilerare ora. E ci saranno delle discipline nuove, ci saranno insomma tante cose, tanti progetti ancora per il nuovo anno, quindi vi aspetto. Assolutamente, è facile da raggiungere. Dove siete? Paderno Dugnano dove? Via Reali 37. Ok, e naturalmente su internet trovate tutti i trovate tutte contatti, le informazioni. eccetera. Dance Lab Paderno Dugnano Milano. Francesca, Riccardo, è stato un piacere, grazie. Grazie a te. Anche mio, grazie a te e salute a tutti voi. Ciao. Ciao.